Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta siciliana tradizionale dell'autunno, la zucca in agrodolce. Gli ingredienti sono zucca rossa, aglio, menta fresca, zucchero, sale, olio extravergine, aceto e semi di zucca. Tagliare la zucca a fette spesse circa 1,5 cm. Poi rimuovere la parte con i semi e la buccia. Mettere in una padella abbondante olio perché la zucca dovrà friggere, aggiungere l'aglio e rosolare. Quando l'aglio sarà imbiondito e quindi avrà ceduto il suo sapore all'olio, togliamolo e iniziamo a mettere la zucca rossa. Salare la zucca prima da un lato e poi dall'altro e cuocerla rigirandola finché non diventa tenera e dorata. Girate la zucca quando sarà dorata e inizierà a intenerirsi e salatela anche dall'altra parte. Quando la zucca sarà cotta, metterla da parte e procedere con il resto della frittura. Quando avrete fritto tutta la zucca rossa, mettere in un tegame ampio un filo di olio. Mettere nel tegame la zucca. Ora prepariamo l'agrodolce mescolando lo zucchero all'aceto finché lo zucchero non si sarà sciolto perfettamente. Versare l'aceto mescolato con lo zucchero e cuocere finché non sarà sfumato. Nel frattempo, tritare la menta. Cospargere la zucca in agrodolce con la menta fresca tritata e con un po' di semi di zucca. Vi raccomando di fare riposare la zucca in agrodolce almeno per 12 ore prima di gustarla, il sapore sarà molto migliore. Buon appetito!